In Veneto ci sono 348.000 ultra 65 anni non autosufficienti, circa 34.000 sono nelle case di riposo, ma gli altri? Circa 80.000 sono seguiti a casa dalle assistenti familiari, badanti. Questi 80.000, il 60% sono fuori regola, il 40% sono in regola. Tutto il resto vuol dire circa 210.000 persone, che non sono pochissime, sono assistite a casa, sono a casa, potrebbero essere non assistite, nel senso che sono anziani soli, ma la maggioranza sono assistiti da parenti, dai cosiddetti caregiver. Numeri preoccupanti e destinati a peggiorare, come evidenziano i sindacati dei pensionati, impegnati in una battaglia unitaria che punta a un cambiamento di rotta da parte della Regione per evitare la tempesta perfetta nell'ambito della non autosufficienza, che si fa sempre più critico con l'invecchiamento della popolazione e la crescita delle malattie croniche. Le rette sono in continuo aumento, c'è carenza di posti letto e liste d'attesa sempre più lunghe. La ricerca realizzata da SPI, FNP e WILP Veneto ha monitorato i costi delle rette di 216 centri servizi pubblici e privati su 286 presenti in regione. Di fatto adesso abbiamo una prevalenza di anziani gravi che entrano in casa di riposo. Questo elemento è un po' in contraddizione con l'impostazione della delibera che rivede gli standard e mi chiedo come i centri servizi possono soddisfare questa necessità di garanzia del servizio. Le famiglie non sono più in grado di sostenere il costo delle case di riposo. Tenete conto che in casa di riposo si arriva quando si ha già una non autosufficienza molto grave, quando i familiari sono in grosse difficoltà. Molto spesso non c'è nemmeno la rete familiare, per cui quella diventa l'unica soluzione. Senza il contributo regionale, l'impegnativa di residenzialità sarebbe impossibile affrontare i costi della struttura. La richiesta che noi facciamo però non è quella di continuare a lavorare in questo modo, noi abbiamo bisogno di partecipare ai tavoli sulla non autosufficienza, sono temi importantissimi, noi rappresentiamo gran parte delle persone anziane di questo territorio e dei non autosufficienti e delle famiglie e di gran parte della popolazione, quindi insomma per noi è fondamentale riuscire a parlare di questi temi in un tavolo.